Sulla Movida ci sono i due fronti. La sanzione di tutti quei comportamenti che sono contrari alle norme del vivere civile e anche alle leggi. D'altro canto però la formazione e un'intensificazione dei rapporti con l'università per trovare ai ragazzi delle attività, per aprirli anche ad altre forme di aggregazione, nello stesso tempo però quantomeno potenziare la pulizia delle strade, delle piazze dove si svolge, perché effettivamente quello che ci rappresentano i cittadini è pazzesco. E questo è un problema difficile, è un problema di ordine pubblico, quindi competenza della questura, della prefettura, dove però il comune deve fare la sua parte. Non si fa formazione e cultura dalla mattina alla sera, bisogna riprendere in mano le fila e impegnarsi molto con la formazione dei ragazzi, con il dialogo con l'università e i cittadini. La candidata sindaco Francesca Gislon poi ha illustrato le sue proposte sul tema dei parcheggi, una questione che sta molto a cuore ai gestori dei locali del centro storico di Padova, che vogliono conoscere il futuro dell'area della Prandina e di Piazza Insurrezione. La nostra lista pensa che in questo momento, anche in vista di tutti i lavori che si faranno in Corso Milano, non si può toccare una Prandina risistemata, perché così è anche pericoloso camminarci e passarci, e pensare di mettere mano anche a Piazza Insurrezione in questo momento e in un futuro con progetti avveniristici sotterranei la trovo difficile. Credo che ci debba essere una considerazione anche per i modi di sentire dei cittadini, e quindi se da un lato va accompagnata una abitudine a usare il mezzo pubblico, dall'altro non si può pensare di fare delle scelte tra virgolette rivoluzionarie, quali quelle di allargare anche ulteriormente la ZTL, ma bisogna considerare le necessità di tutti.